Il sindaco Franco Miccichè risponde in consiglio comunale sulla vicenda di Gaetano Di Giovanni. 2 giorni di convegno su Riabilita Agrigento 2024. Il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento a tutela degli anziani. Gemellaggio con Imola nel nome di Senna, ricordando le sue origini siculianesi. In paese celebrata la festa del 3 maggio. Domani ultima giornata di campionato per l'Acragas. La Pro Favara attende i play-off. Buongiorno da TVA Notizie. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè risponde in consiglio comunale sulla vicenda di Gaetano Di Giovanni, definendolo l'unico che potesse risollevare la città in vista di Agrigento 2025. Ho sbagliato, si giustifica Miccichè, per amore della città. Il servizio. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, invitato dai consiglieri comunali, ha fornito in aula la sua versione sulla scelta di affidare a dirigenti delicati incarichi, in ultimo quello dell'ufficio staff del primo cittadino. Miccichè rivendita con forza la nomina di Gaetano Di Giovanni, pur ammettendo subito: forse ho sbagliato, ma per amore della mia città. Il sindaco ha proseguito dicendo: dovevo fare volare i miei uffici, che sono lenti, e Di Giovanni è uno di quelli che poteva aiutarmi in quel senso. Sapete bene com'era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori da questo comune e da questa provincia facesse altre cose, a me non interessa. Sul punto, infine, continua dicendo: se ho peccato l'ho fatto per la mia città. La nomina di Giovanni, a parere del sindaco, era arrivata per dare un'accelerata ai settori nevralgici del comune, gravati da carenza di dirigenti e di personale. Il sindaco ha poi riferito anche sugli incarichi affidati agli ingegneri Paolo Di Loreto e Maurizio Erbicella, primo consulente del comune di Agrigento per il piano regolatore, arrestato nell'inchiesta Pandora. Il secondo, che si occupava della valutazione ambientale, risulta indagato nella medesima attività investigativa. Problematica dei SUV, giustamente come dite il consigliere Spataro, perché ti si è messo accanto un dirigente che è stato condannato per i SUV? A parte che la colpa è esclusivamente mia se io mi sono messo accanto al dottore Di Giovanni come capostaff, per amore di questa città. Devo far volare e decolare gli uffici che sono lenti, lentissimi. E io a mio avviso, secondo il mio punto di vista, uno dei dirigenti che poteva aiutarmi a livello burocratico velocemente per accelerare alcuni processi amministrativi, per me era il dottore Di Giovanni. E sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori dal comune di Agrigento, fuori da questo comune, fuori da questa provincia, poi lui facesse altre cose, questo a noi non interessa. Quindi io purtroppo ho sbagliato, sì, forse sì, ma per amore di questa città, perché dobbiamo prepararci al 2025 e quando mi si chiede un capo staff per una task force, per i marciapiedi, per le strade, per le luci, per il verde pubblico, per l'immondizia, l'unica persona che forse mi poteva aiutare al mio fianco era lui. Quindi ho peccato per la mia città. Visita del prefetto di Agrigento Filippo Romano al comune di Cammarata. Lo vediamo nell'aula consiliare di Palazzo Traina con il sindaco Giuseppe Manciapane. Giornate come questa, afferma il sindaco, ci fanno sentire la presenza dello Stato e ci spronano ad andare avanti per affrontare con fiducia e ottimismo i tanti problemi. Il sindaco ha ringraziato il prefetto per l'attenzione che ha dedicato a Cammarata. Da notare in primo piano la statua del patrono San Nicola. Il prefetto nella stessa giornata si è recato in visita nel vicino comune di San Giovanni Gemini. 2 giornate ad Agrigento dedicate alla riabilitazione con il convegno Riabilita Agrigento 2024. Arturo Cantella.
Anche quest'anno i fisiatri siciliani si sono dati appuntamento ad Agrigento, grazie a Riabilita Agrigento, un importantissimo evento voluto dal dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'unità operativa complessa di riabilitazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, responsabile scientifico del convegno. I lavori sono stati programmati per giorno 3 e 4 maggio all'Hotel della Valle, presidente onorario del convegno, il dottor Alfredo Zambuto, fisiatra. Gli specialisti sono giunti da ogni parte della Sicilia, da 1 a 2 giorni si sono confrontati soprattutto sulle problematiche degli arti superiori, le patologie chirurgiche della spalla e dei postumi di traumi, la spasticità dell'arto superiore, l'algodistrofia, ma anche sull'infodemi, la rieducazione legate ai trattamenti di fisioterapia e terapia occupazionale. Sì, ci occuperemo di quelle che sono le problematiche riabilitative dei pazienti che patiscono delle difficoltà dell'arto superiore, sia in termini ortopedici, quindi problematiche di spalla, ma anche di natura neurologica, quindi successivamente ad esiti di traumi, di ictus, ma anche eventualmente problematiche legate a patologie metaboliche, l'algodistrofia con effetti post-traumatici e così via. Il suo reparto è uno dei migliori dell'ospedale San Giovanni di Dio, a cosa è dovuto? È dovuto allo spirito di impegno che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro, io, i miei colleghi, tutto quanto il gruppo, dagli infermieri, i terapisti, gli OS, tutti quanti, in modo tale da riuscire a fornire un servizio il migliore possibile nelle nostre condizioni e nei confronti dell'utenza agrigentina. Questo confronto fra professionisti, diciamo, è importante anche per l'approfondimento medico-scientifico. È fondamentale sia per creare reti, confronto, cultura e per continuare appunto a mantenersi aggiornati, conoscersi e confrontarsi sulle tematiche nell'interesse non solo di quella che è la nostra professione ma anche dei pazienti. Cosa auspica per il suo reparto per il futuro? Mi auspico una crescita, auspico fondamentalmente un miglioramento del sistema sanitario, della nostra capacità di offerta e poter ulteriormente crescere sia in cultura che in offerta nelle possibilità di risolvere i problemi di tutti i pazienti. Un bellissimo convegno organizzato dalla Medicina Riabilitativa di Agrigento. Noi siamo ospiti in quanto apparteniamo allo stesso Dipartimento di Medicina Fisica, Riabilitativa e Cure Intermedie. Io sono il direttore dell'unità operativa della lungodegenza post-acuzia e riabilitativa. Lavoriamo fianco a fianco con grandissima coesione. Il dottore primario della medicina riabilitativa, il dottore Crapanzano, è la persona che più collabora con noi dentro lo stesso dipartimento. Finalmente Agrigento ha avuto un convegno importantissimo dove ci sono relatori provenienti dalle maggiori università italiane, quindi tutto bello e speriamo che vada bene ancora. Tra l'altro è uno dei reparti più gettonati all'ospedale San Giovanni di Dio? Sì. Diciamo che un po' tutto il Dipartimento di Medicina Fisica Riabilitativa e Lungodegenza è uno dei reparti più gettonati e il motivo è molto semplice. Oggi abbiamo a che fare con le patologie non croniche ma patologie ancora instabili che provengono da reparti acuti quali ad esempio l'ortopedia, la medicina interna, la neurologia, quindi con delle problematiche di lesioni sia ossee che muscolari, come anche proposte ictus, e quindi diciamo che il reparto si è adeguato bene e quindi cerchiamo di dare una buona risposta ai bisogni della gente. Sì, oggi è un qualificato convegno, io peraltro sono lusingato per essere stato invitato e voglio proprio portare il mio saluto perché sapete bene, sono un medico, sono anche un ortopedico, quindi essere presente qui per me è un onore. Naturalmente riqualifica Agrigento proprio sembra cadere a pennello con quello che noi stiamo facendo per la nostra città, per Agrigento 2025, stiamo cercando di riqualificare anche con tanti sforzi la nostra città, spero di raggiungere l'obiettivo. Parlerò oggi del trattamento chirurgico delle patologie della spalla, argomento molto
ampio e complesso perché le patologie della spalla sono molteplici e interessano tutte le età, sia i soggetti giovani sia gli sportivi, ma anche e soprattutto i soggetti anziani. Quindi un adeguato trattamento chirurgico consente un recupero funzionale al paziente per un ripristino appunto di quelle che sono le sue richieste funzionali. Lei ha fatto vedere anche dal vivo con delle immagini, diciamo, un suo intervento proprio alla spalla? Sì, ho portato alcuni casi clinici che riguardano appunto il trattamento delle fratture, ma anche il trattamento artroscopico di alcune lesioni che riguardano diciamo delle patologie degenerative che possono interessare sia appunto i soggetti giovani, ma anche i soggetti un po' meno giovani. Interessante iniziativa, un confronto fra vari medici del settore. Ma devo dire che gli argomenti spaziano veramente da quello che è da quella che è la patologia traumatica, a quella che è la patologia degenerativa, ma anche a quelle che sono le lesioni nervose. Senza dubbio è un confronto multidisciplinare che arricchisce sia noi relatori ma anche la platea, un bel convegno. Ecco. Il convegno di oggi è un convegno che riunisce diversi specialisti della Sicilia. Nel mio caso ho affrontato il tema delle neuropatie periferiche. È un argomento sempre interessante, è un argomento meno trattato rispetto alle neuropatie di tipo centrale. Il sistema nervoso periferico è un sistema nervoso, una parte del nostro organismo da esplorare perché è sede di diverse patologie e anche si presta allo studio attraverso un esame che si chiama elettromiografia, che permette di fare diagnosi di malattie nervose periferiche e anche malattie muscolari in maniera abbastanza definita e precisa. Quanto sono importanti questi momenti di confronto e di approfondimento? Il confronto e l'approfondimento è fondamentale nell'ambito medico, è fondamentale a tutti i livelli, a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale. Ogni confronto è sempre utile e nel presentare una relazione ai discenti c'è sempre da imparare e quindi è comunque uno scambio. Cronaca: i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento a tutela degli anziani con controlli mirati. Il servizio di Arturo Cantella. Per le truffe agli anziani interviene oggi l'Arma dei Carabinieri a tutela dei cittadini più fragili. Negli ultimi giorni i carabinieri del Comando di Agrigento hanno intensificato le attività di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. Sono stati infatti denunciati diversi episodi di truffe, alcuni dei quali tentati grazie al tempestivo intervento dei militari allertati dalle vittime. Ad Agrigento un uomo, spacciandosi per avvocato di una donna vittima di un incidente stradale causato dalla figlia di una donna 85enne, si è fatto consegnare da quest'ultima ben 2.000 euro in contanti e diversi monili in oro. A Canicattì due uomini, qualificandosi come carabinieri e avvocato, hanno indotto una donna 71enne a consegnare loro denaro per un valore complessivo di 22.000 euro, oltre che a oggetti in oro, con la scusa di evitare guai giudiziari. A Ravanusa un uomo, spacciandosi per carabiniere, ha indotto una donna di 77 anni a consegnare 4.000 euro in contanti, un anello e una collana d'oro, con la scusa di pagare una multa per il figlio della donna. L'Arma dei Carabinieri è impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini e in particolare delle persone più fragili, invita pertanto a essere vigili e a seguire alcuni esempi per evitare di cadere vittime di truffe. Non aprire ai sconosciuti, non aprite mai il cancello, il portone o la porta di casa, controllate sempre chi è dall'altra parte con lo spioncino, utilizzando la catenella se occorre aprire.
Un altro fatto ad Agrigento: un uomo si è spacciato per carabiniere, ha indotto una donna 74enne a consegnare 750 euro in contanti, diversi oggetti oro, una donna avvocato che dopo l'avrebbe raggiunta presso la sua abitazione con la scusa di evitare conseguenze giudiziarie al figlio della donna accusato di incidente stradale. Si raccomanda inoltre, conclude il comunicato dei Carabinieri, di denunciare sempre alle forze dell'ordine qualsiasi episodio di truffa, fare molta attenzione ai propri beni, soprattutto se di valore, e non fidarsi di estranei, soprattutto se si presentano con offerte troppo belle per essere vere. Informare quindi i propri familiari e conoscenti sui pericoli delle truffe. Infine i Carabinieri ricordano che la prevenzione è fondamentale, è importante parlare con i propri cari, soprattutto con i nonni, metterli a corrente delle modalità di raggiro più frequenti per insegnare loro a diffidare di chi propone facili guadagni o si presenta come un operatore di servizio pubblico o parente in difficoltà. In caso di dubbi non esitare a chiamare immediatamente il 112, l'Arma dei Carabinieri è sempre a fianco dei cittadini per tutelare la loro sicurezza. L'agrigentina Maricetta Lompardo è stata premiata con il David di Donatello per il miglior suono nel film Io Capitano. La premiazione di Maricetta Lompardo nel corso della serata di gala al Teatro 5 di Cinecittà. 150 musicisti nella Valle dei Templi. Si tratta di giovani di diversi comuni dell'Agrigentino e dei ragazzi di un'orchestra sinfonica dei Paesi Bassi. Arturo Cantella. Saranno quasi 150 i musicisti impegnati alla Valle dei Templi nella giornata di domani, domenica 5 maggio, tra l'altro a ingresso gratuito, i ragazzi del Modern Music Orchestra che arrivano da diversi paesi dell'Agrigentino e quelli della Vio Junioren Orchestra, un'orchestra sinfonica giovanile della città dell'Aia, arrivata dai Paesi Bassi per un gemellaggio che vedrà in estate i ragazzi siciliani ricambiare visite e musica. A partire dalle ore 16 in varie location della Valle dei Templi ad animare musicalmente dei veri e propri punti di ascolto che potranno essere luoghi di valorizzazione e di scoperta del Parco della Valle. Le postazioni scelte vogliono valorizzare i vari angoli del paesaggio, tra i meno battuti il giardino sensoriale dove si troveranno alcuni gruppi che suonano musica classica, così come anche altri all'altare del Tempio di Giove, oltre il ponte pedonale, lungo il sentiero Barbadoro, Concordia e quello di Villa Aurea Barbadoro, lungo la passeggiata Gelsomini, nell'area delle tombe paleocristiane. Si alterneranno piccole e medie formazioni e solisti, seguire la musica sarà un viaggio alternativo nella straordinaria bellezza della Valle dei Templi. L'orchestra suonerà nel cortile di Casa Barbadoro, mentre in quello di Villa Aurea accoglierà le formazioni ingombranti e quelle stanziali. Questa musica, sparsa a sorpresa, continuerà fino alle ore 18 lungo la tratta della via Sagra, mentre un concerto finale è previsto a Villa Aurea dalle ore 18 in poi, con jam session tra il classico e il moderno, con l'improvvisazione di tutti gli strumenti presenti. L'evento è nato dall'intuizione e dall'interazione tra il Parco Archeologico e la Modern Music Orchestra, associazione musicale studentesca intercittadina che prova nei locali della scuola Seneto Castagnolo, e da non perdere l'orchestra orlandese lascerà Agrigento già lunedì e per ascoltarli ancora occorrerà aspettare il prossimo gemellaggio o seguire i nostri giovani fino all'Aia nel luglio prossimo. Papa Francesco si è recato ieri nella parrocchia di Santa Croce in Gerusalemme per incontrare un centinaio di sacerdoti della diocesi di Roma. Ad accogliere il Papa Monsignor Baldo Reina, suo vicario generale. Monsignor Reina si vede sempre più spesso durante le funzioni alla presenza del Papa e di questo parlano con grande stima i parrocchiani del Lido di San Leone, che hanno avuto la fortuna di avere parroco proprio il vicario generale di Papa Bergoglio, e ne parlano
ovviamente anche bene i seminaristi del seminario di Agrigento, dove Reina è stato rettore. Marcello Giavarini, ex patron dell'Acragas Calcio, ha donato 15.000 euro per la festa di Sant'Angelo a Licata, la sua città. Arturo Cantella. Metto a disposizione dell'amministrazione comunale di Licata 15.000 euro per consentire l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del patrono Sant'Angelo. Ad annunciarlo è l'imprenditore Marcello Giavarini, che ha accolto subito l'appello del sindaco Pino Galanti, che ha rivolto agli imprenditori del luogo. Credo sia doveroso, dice Giavarini, da parte mia, come ho già fatto a Natale, contribuire all'organizzazione della festa di maggio dedicata al santo patrono Sant'Angelo. Bisogna restituire ai licatesi la tradizione, la fede, la devozione nei confronti del patrono, e comprendo bene lo sforzo che sta facendo l'amministrazione comunale. Io ho vissuto a lungo all'estero e la festa patronale mi è mancata. Mi rendo conto, afferma Giavarini, quanto sia importante questo momento di raccoglimento utilissimo per creare uno spirito di comunità, e sono ben lieto di donare alla città 15.000 euro per l'organizzazione della festa. Gemellaggio tra i comuni di Siculiana e Imola nel nome di Ayrton Senna, il pilota di Formula 1 con origini siculianesi. Quest'anno una bellissima festa, una bella giornata di sole, siamo qui e come vede la piazza è gremita, perché con tantissimi i devoti, non solo i siculianesi che rientrano appositamente per la festa, ma tante persone dei comuni limitrofi. Tra l'altro oggi è con me anche il sindaco di Imola, domani sottoscriveremo un accordo di amicizia e di collaborazione del trentennale della morte di Ayrton Senna, che ha le origini siculianesi. A Imola ci sono diversi eventi per ricordare Ayrton Senna, perché come sapete la sua vita è terminata proprio lì in quel circuito, e quindi da lì è nata l'idea di unire la fine, insomma, purtroppo tragica del campione con le origini. Da lì è nata la nostra collaborazione, e quindi io sono stato ospite ad Imola, e oggi Marco Panieri, che è qui accanto a me, invece è qui a Siculiana, e domani sigilleremo questo accordo insieme. Veramente molto bella, una manifestazione molto partecipata, molto viva, tante generazioni insieme. Devo dire, l'uscita del Cristo Nero veramente molto coinvolgente, anche prima all'interno della cattedrale, della chiesa, molto bella, e poi vedere la banda con le persone che accolgono anche quell'uscita è molto suggestiva. I fuochi hanno sicuramente raccolto anche ulteriore coinvolgimento, perché devo dire che mi ha fatto molto piacere ricevere l'invito di Giuseppe Zambito, che ringrazio come sindaco. Anche ovviamente ho conosciuto sia il comandante dei carabinieri che la polizia locale, ovviamente anche la giunta, quindi abbiamo fatto 2 passi in centro a Siculiana, abbiamo visto il castello, abbiamo visto alcune cose, abbiamo già degustato qualche prodotto tipico che rappresenta l'eccellenza nell'eccellenza, e poi abbiamo già parlato di quello che faremo domani, cioè sottoscrivere un accordo tra le 2 nostre città per ricordare la figura di Ayrton Senna, che è una figura per noi ovviamente nata da una forte tragedia. Noi abbiamo ricordato a Imola un omaggio sia a Ayrton Senna che a Roland Ratzenberger, e l'abbiamo fatto proprio per quel segno della memoria, non tanto per celebrare 2 piloti che oggi non ci sono più, ma per la memoria alle giovani generazioni che rappresentano anche i valori di questi 2 piloti che hanno portato avanti nella vita soprattutto, e poi anche nello sport, ovviamente in pista, però la prima cosa importante è quello che hanno rappresentato per la vita. Un'attenzione ai più deboli, soprattutto a Ayrton, anche con la fondazione, un'attenzione ai giovani, e quindi veramente una bella occasione per riscoprire le radici di Ayrton Senna qui a Siculiana, e per noi anche cercare di valorizzare diciamo quello che già stiamo facendo. Sono i valori di Ayrton Senna, quelli dell'amicizia, della famiglia, dell'appartenenza anche e della solidarietà. Per cui sulla base di questi valori vogliamo costruire un percorso da domani, anzi da oggi in poi, che porterà le 2 comunità a collaborare e possibilmente
a fare delle cose insieme, quindi Ayrton Senna in questo caso proprio rappresenta tutto questo e sono ben contento domani sera di essere con Marco per questa cosa qui. Grazie dell'invito e dell'ospitalità, come sempre la Sicilia si contraddistingue per quello che è l'inclusività e anche l'attenzione all'ospitalità. Restiamo a Siculiana, dove è stata celebrata la festa in onore del crocifisso. Il messaggio che noi vogliamo mandare oggi al nostro paese, al mondo intero, è un messaggio di pace, perché Gesù crocifisso è re di pace, e per questo è quello che oggi, in questo anno, in questo tempo ci preme di più, visto quello che accade nel mondo. E allora a tutti auguriamo un anno meraviglioso, ecco, di pace, d'amore sotto la luce di Gesù crocifisso. Noi abbiamo iniziato circa una settimana fa con Mistera, con i membri del comitato, siamo andati nei nostri quartieri, abbiamo fatto realizzare un'immagine piccola del crocifisso così identico, e ogni sera alle 21 siamo andati nei nostri quartieri per dire a tutti la parola di salvezza e l'amore di Dio. Poi a partire dal 29, ecco, così come consuetudine, è iniziata la festa. 1, 2 e 3 poi sono i giorni, con un grande pellegrinaggio, ecco, di gente che viene da ogni dove, dai paesi vicini, di tanta gente che, devo dire il vero, tanta gente che ha cercato il sacramento della riconciliazione, la confessione, pace e amore, certamente, prima di ogni cosa. Noi abbiamo sempre partecipato a questa bellissima festa, io come ho sempre sostenuto è la festa delle feste, una delle più belle che ci sono in provincia e in Sicilia forse, c'è molta devozione, molto folklore e diciamo siamo veramente lusingati di partecipare a questa festa con la nostra gloriosa banda Luigi Parisi del Raffadale. Grazie e ci rivedremo sicuramente il prossimo anno. Questa sera a Palma di Montechiaro si terrà la quarta edizione del premio letterario Il Gattopardo d'Oro. Il premio è organizzato dalla istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra i premiati Michele Placido, Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Stefania Auci, la direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro, il soprano Eriko Sumiyoshi e il tenore Vittorio Terranova.
E adesso linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva calcio. Domani alle 15 si gioca Akragas Portici, ultima giornata di campionato. Carmelo Lentini. Obiettivo raggiunto per le compagini di Serie D della provincia di Agrigento. Akragas, Canicattì e Licata hanno tagliato il proprio traguardo stagionale e adesso pensano ad organizzare la prossima stagione. Tutto dipende dalle riconferme o meno di staff tecnico e parco calciatori e solo allora si potrà delineare sommariamente quale potrà essere il traguardo appunto per la prossima stagione 2024-25. Intanto domenica si gioca l'ultima gara con l'Akragas che ospita all'Esseneto il Portici, che per l'8º anno consecutivo è matematicamente salvo con una giornata d'anticipo. Come è noto, la società dei Portici è gestita dalla Casa Reale Holding del principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ritornando a casa nostra, a classificarsi più in alto delle agrigentine è stato il Canicattì, seguito dall'Licata e poi dall'Akragas. Ma vediamo quali sono gli arbitri delle agrigentine in questa ultima giornata di campionato. Akragas Portici verrà arbitrata da Francesco Aloise di Lodi con assistenti Lorenzo Caggiola di Roma 1 e Riccardo Zebini di Rovigo. Canicattì San Luca verrà arbitrata da Bruno Spina di Barletta, mentre Vibonesi e Licata da Alessandro Recchia di Brindisi. Le altre gare in programma: Real Casalnuovo Siracusa, Castrovillari Gioiese, Nuova Egea Virtus La Fenice Amaranto, San Cataldese città di Acireale, Trapani città di Sant'Agata. Riposano Ragusa e Locri. Dirigente Giuseppe Deni, siamo a fine stagione, quale futuro attende l'Akragas? Ma diciamo che abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissi ad inizio di stagione, che era quello di mantenere la categoria, consolidare la categoria, e come ho annunciato in precedenza, nella stagione 2024-2025 vogliamo alzare un po' quel tiro e vediamo che succede, ma sicuramente l'anno prossimo deve essere un Akragas da protagonista. Per quest'anno missione compiuta, l'Akragas ha centrato la salvezza con largo anticipo. Assolutamente sì, abbiamo avuto degli alti e dei bassi. Nell'ultima parte del campionato i giocatori sono andati, diciamo così, prematuramente in vacanza, però il risultato era già raggiunto da qualche mese. Il gruppo Deni continua l'avventura in Akragas, il prossimo campionato sarà avvincente con tantissime squadre siciliane. Questo è un dato importante, molte siciliane disputeranno questo torneo, per cui ci saranno molti derby che saranno affascinanti. È chiaro che noi, per quello che ci riguarda, abbiamo solamente qualche piccolo dubbio che fra qualche giorno, diciamo, pianificheremo, e che voi lo sapete, rapporti con l'amministrazione comunale, la concessione del campo. Però al di là di questo, se da ambo le parti ci sarà disponibilità, credo che l'anno prossimo ci sarà da divertirsi. Mister Marco Coppa in sala stampa per presentare la sfida di domani all'Esseneto contro il Portici, ultima di campionato. L'obiettivo è vincere per chiudere in bellezza la stagione. Domani, Davide, sarà una partita difficile come sono state tutte le partite di questo campionato. Non c'è nessun risultato scontato e noi naturalmente domani giocheremo per tentare di vincere, come abbiamo sempre fatto. Poi probabilmente alcune volte ci è andata bene, altre volte ci è andata male, però il nostro approccio, la nostra mentalità certamente non cambia, quindi speriamo domani di poter vincere la partita. Però ripeto, sono partite difficili anche quelle di domani, perché non esistono secondo me partite facili in questo campionato. A salvezza acquisita, l'Akragas ha staccato la spina, sconfitta in casa contro il San Luca, poi la sconfitta numericamente pesante contro il Siracusa. Cosa è successo? Perché? No, non so spiegare bene il perché. Io subito dopo la partita col Siracusa ho dato le mie motivazioni e credo ancora in quello che ho detto, perché ovviamente le motivazioni la fanno sempre da padrona, e poi lo diciamo da tantissimo tempo, siamo una squadra che in casa si esprime in una certa maniera, fuori casa
si esprime assolutamente in un'altra, forse all'opposto, e questo è dovuto dal fatto che sicuramente c'è un'esperienza, e non in termini di qualità di giocatori, ma in termini sicuramente di minutaggio, e tra i nostri giocatori e i giocatori di un Siracusa o di un Trapani o di una Vibonese, ecco, tanto per essere chiari. Però naturalmente abbiamo perso male, questo non giustifica il fatto che si poteva fare meglio, si può sempre fare meglio. Per cui se mi chiedi perché, la mia spiegazione sta tutta lì. In estrema sintesi, che stagione è stata per l'Akragas e per te personalmente? No, per me è stata una stagione di grande crescita, è stato un anno formativo sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista umano. Io ormai sono legato a questi colori, quindi tiferò comunque sempre Akragas in maniera coerente, perché sono una persona che quando dice le cose, credo nel bene e nel male, mi abbiate imparato a conoscere, ma sono una persona che dice sempre e soltanto la verità. Sono, è vero, anche uno un po' sanguigno, però forse anche questa è una caratteristica che mi accompagna nell'essere sempre sincero, trasparente, nel dire le cose che penso. Mi dispiace poi ovviamente perché ci sono stati anche degli episodi spiacevoli, l'ultimo, quello del 30 di aprile, che sono venuto a conoscenza soltanto ieri insieme ai ragazzi, di un episodio spiacevole, ripeto, perché una testata giornalistica locale ha fatto un articolo dichiarando più volte delle cose non vere, per non dire anzi assolutamente false, su tutte un eventuale faccia a faccia a Siracusa fra me e il giocatore Desiderio Perufo, perché non è mai successo, non è mai avvenuto questa cosa, e alla fine dell'articolo addirittura si parlava di una rottura fra me e il mio spogliatoio, i miei giocatori, quando vorrei rispondere a questa testata, di cui per ovvi motivi non farò mai il nome, perché poi mi riservo di valutare eventualmente se o meno fare altro, procedere con altro. Assolutamente falso anche questo, perché io con i miei giocatori ho un rapporto meraviglioso, stupendo, dal primo giorno che sono entrato qua dentro fino all'ultimo, e per cui anche questa è stata una cosa davvero spiacevole. Cala il sipario dopo una stagione entusiasmante e ricca di suspense sul campionato di terza categoria organizzato dalla delegazione provinciale di Agrigento del presidente professor Angelo Caramanno. Ad aggiudicarsi la promozione in seconda categoria è stata l'Eraclea Minoa, che ha tagliato il traguardo con ben 5 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, che ricordiamo sono River Platani, Favara Academy, Atletico Realmonte, tutte che si sono classificate a pari punti. Adesso queste ultime 3 compagini, unitamente alla Gattopardo Palma, andranno a disputare i play-off per la conquista dell'unico posto disponibile per fare compagnia all'Eraclea Minoa. Grande festa nella città di Cattolica Eraclea, che ritorna così nella categoria superiore dopo qualche anno di assenza. Intanto questa domenica 5 maggio si disputano contemporaneamente le gare di campionato e di andata dei play-off di terza categoria, che vede coinvolte le seguenti squadre e con questi accoppiamenti. Si giocherà a River Platani Gattopardo e Palma al comunale di San Biagio Platano a partire dalle ore 16, come alle 16 si giocherà anche Favara Academy Atletico Realmonte alle Brucolere di Favara. Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine del campionato. Infine la finale playoff si svolgerà domenica 12 maggio, sempre a partire dalle ore 16. Nelle gare di semifinale e finale playoff verrà impiegata al completo la terna arbitrale. Riprende gli allenamenti la Pro Favara in attesa delle semifinali di playoff in programma il 26 maggio in Campania. Giuseppe Moscato. La Pro Favara riprende l'allenamento per prepararsi al meglio al rush finale, questo extra time che è dato dai play-off per il passaggio di categoria in Serie D. Le semifinali si giocheranno
nella prima partita in terra campana, aspettando il verdetto dell'eccellenza girone A della Campania, appunto tra il Pompei e il Nola. A prescindere da chi sarà l'avversario, la Pro Favara è ben concentrata per far bene, non può sicuramente lasciare nulla di intentato affinché questo sogno del salto di categoria in Serie D si avveri. Una settimana di preparazione, forse la prossima domenica ci sarà anche una amichevole di lusso per tenere sempre vivo l'agonismo, in attesa della giornata del 26 di maggio, quando la trasferta in terra campana decreterà il primo giudizio delle semifinali nazionali del campionato di eccellenza. Ma sentiamo le interviste. Insomma, sono 3 settimane un po' pesanti, senza calcio giocato, perché non possiamo giocare, quindi dobbiamo un attimino aspettare, vediamo di trovare qualche amichevole che ci può servire per arrivare in forma per i playoff. Una preparazione fisica o anche psicologica? Ma più che preparazione fisica credo che bisogna stare bene insieme, bisogna stare compatti, lavorare, divertirsi, perché sennò le 3 settimane cominciano a diventare pesanti. Tutto recuperato, gli infortuni che hanno caratterizzato la parte finale e a volte anche quella iniziale del campionato sembrano rientrati, una squadra a pieno regime. Sì, sono tutti a disposizione, i ragazzi stanno tutti bene, abbiamo recuperato un po' tutti, è giusto che in questo periodo magari chi era infortunato metta qualcosa in più nelle gambe, comincia a lavorare, prende un po' il ritmo partita, però per il resto la cosa soddisfacente è che ho una rosa completa. Che cosa deve fare ancora mister Catalano, oltre a quello che ha fatto naturalmente in questo stupendo campionato? Ma cosa bisogna fare? Adesso non bisogna mollare assolutamente nulla, capisco che 3 settimane in questo momento sembrano lunghe, però bisogna curare un attimino i particolari, bisogna studiare bene le partite, bisogna studiare bene gli avversari e preparare i ragazzi mentalmente a quelle che sono le nostre possibilità per fare un salto di qualità. Loro sanno benissimo che ci giochiamo tanto e ci tengono tanto a questi playoff per arrivare fino alla fine. Insieme con me, loro, curando i particolari, curando tutto, credo che possiamo veramente fare bene. Poi il calcio ti riserva anche delle sorprese, però noi abbiamo tutta l'intenzione, tutta la voglia di finire il torneo nel migliore dei modi. Un pensiero univoco quindi di allenatore, staff tecnico, giocatori e dirigenza, il pensiero rivolto in Campania. Assolutamente, ma questa è una cosa che abbiamo sempre avuto, ci vogliono tante componenti per arrivare fino alla fine, no? A prescindere da staff, squadra, società, anche la stampa, i tifosi, cioè in questo momento c'è bisogno un po' di tutti. L'hanno fatto sin dall'inizio stagione e purtroppo non siamo riusciti a vincere, però alla fine siamo qui, abbiamo un'altra piccola possibilità e ce la vogliamo giocare per bene fino alla fine. Come saranno queste 3 settimane? Non ci sarà agonismo, ma il pensiero insomma è al terreno di gioco, dai. Assolutamente, perché abbiamo 3 settimane intanto per riprendere un po', diciamo, il ritmo, anche perché è stata un'annata molto pesante, quindi il mister sta valutando un po' di fare qualche amichevole, ma la cosa più importante per noi è che i ragazzi rifiatano e soprattutto stanno bene fisicamente, abbiamo recuperato tutti e quindi ci prepariamo per affrontare questa partita. Oltre al lavoro del mister sul campo sicuramente ci sarà anche un lavoro del direttore e della società, anche dal punto di vista psicologico, per rimanere concentrati. Ma noi siamo stati sempre vicino alla squadra tutto l'anno, quindi i ragazzi ora dipende tutto da loro, il destino è nelle loro mani, perché quello che c'era da fare noi l'abbiamo fatto ad oggi, quindi essendoci sono 2 partite secche devono esprimere tutto quello che sanno esprimere, perché non possono lasciare niente al caso. Credo che non ci sia questo problema, perché ho dei professionisti in questa squadra, perché tutti sono concentrati con un unico obiettivo. Il calcio è bello per questo, però noi dobbiamo stare un po' tranquilli, lasciare serena la squadra, non mettere troppa pressione. L'obiettivo è alle mani, è vicino e vediamo se si corona questo sogno. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.